Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 3 del campionato di Serie C1 che vede scendere in campo Palermo Futsal Club e Agrigento Futsal. Dare informazione, nel frattempo inizia anche la sfida con il primo tocco rosanero di La Fiura verso Chinnici. Con al centro Di Chiara, può calciare, non c'è nessuno in porta, cerca invece la velocità di Casatutti, Di Chiara! Santi può calciare, Santi! Ed è gol, la sblocca subito! È 0-1 al primo vero tiro in porta, la sblocca l'Agrigento Futsal e lo fa con Santi che fa 0-1. Va Di Chiara, si sbilancia! Ecco Vito La Fiora! Risponde sempre lui, il capitano! Questa volta il gol è regolare in casa, Vito La Fiora, 1-1. Osserva adesso Di Gao, Ayub, bella la finta, Ayub! E la palla va fuori, non di molto, ma come se era inserito bene quel 5. Il taglio di compagni, vede quello di Di Gao, che non inquadra la porta, ma veramente di poco. Ora campo sembrava esserci. Ritorni cosciente, stia bene, Di Gao, ruba il pallone, Di Gao, ancora Di Gao! Trova l'angolo perfetto, ed è 1-2, dove l'ha messa Di Gao? Sbaglia Ayub, allarga il gioco, Di Gao mette sul secondo palo, Franco non sbaglia ed è 1-3. Guerrero, il taglio di Sad, lo riceve ancora, Sad va sul sinistro, la sporca Di Chiara, la sporca che era a campo, è 1-4. Può avanzare il 17, ha la forza per farlo, poi taglio per La Fiora! Non sbaglia mai! Vito La Fiora, intramontabile! L'ha riaperta il Palermo, 2-4, ma che palla di Nicchia! Calcia, ma interessante! Ci ha provato Ayub, ma che risposta di raccampo! Ayub quasi come un treno. E qui infatti ruba palla, Chinnici! Non basta a fermare questo tiro, questo void e questo giocatore. Ayub fa 2-5. Salta l'uomo Nicchia, 1-2, palla che passa Di Chiara, il dribbling, il tunnel, poi l'appoggia Iraci! Cosa ha combinato? Si presenta così ben Iraci, non può mai prenderla questa Guerrero, l'ha messa in un modo impressionante Ben Iraci. E 3-5, che giocatore è arrivato al Tocia? La Fiura, Nicchia dentro per il pallone dentro, Di Chiara lo fa perfetto, inserimento con i tempi giusti ed è 4-5. Si va da capitano La Fiura, Di Chiara mette dentro, Guerrero va avanti, lo cerca di infastidire Nicchia, non ci riesce, Guerrero la può chiudere, Guerrero ancora, Guerrero per Di Gao, la palla non entra, invece è entrata, con grande gol Di Gao, ma la differenza la fa Guerrero, come sempre, 4-6. Tiro libero, eventualmente Santi con il tocco morbido, San Martino. Sbaglia il dribbling contro Sad, mette dentro, la chiude Ayub, 4-7. E poi va bene così, finisce la partita, 4-7 tra Palermo Futsal Club e Agrigento Futsal.